Appunto a comunicare ai veneti che è importante che questa volta votino bene, votino noi moderati, siamo una delle 4 forze del centrodestra, vinceremo le elezioni, il centrodestra vincerà. È importante che i veneti stavolta contino a Roma, perché ci hanno imbrogliato troppe volte, cioè noi votiamo in fiducia, abbiamo chiesto l'autonomia, sono 5 anni che l'aspettiamo, non arriva. Per Luigi Brugnaro quella dell'autonomia resta la madre di tutte le battaglie, anche per questo non va subordinata ad altre riforme istituzionali come quella del presidenzialismo. Il messaggio agli alleati, soprattutto a Fratelli d'Italia, è chiaro. Adesso qualcuno pensa che dobbiamo mettere al paio del presidenzialismo. Io sono d'accordo sul sindaco d'Italia, però lì ci vuole una riforma costituzionale. Invece l'autonomia è un passaggio che è molto più avanti, più del 90% di veneti la vogliono, per cui noi moderati punterà tantissimo sulla difesa degli interessi del Veneto. Concetto che il sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, forza che per la prima volta si presenta alle politiche, ha ribadito a Treviso a margine della presentazione del libro intervista Ci giudicheranno i bambini. Proprio le nuove generazioni sono il cruccio di Brugnaro, a loro dovrà essere destinata buona parte delle risorse ora previste per il reddito di cittadinanza. Lo dico ai ragazzi che lo prendono il reddito di cittadinanza, vi stanno dando la droga, vi stanno facendo uscire dal mercato del lavoro. Oggi costa 10 miliardi il reddito di cittadinanza, 3 lasciamoli proprio per questa gamba della solidarietà che abbiamo sempre detto che era giusta. Gli altri 7 miliardi invece che avanzano, diamoli ai giovani, li diamo a tutti i giovani sotto i 30 anni, che si mettono in proprio, che facciano i professionisti o gli imprenditori, gli facciamo tasse zero, le paga lo Stato con quei 7 miliardi. Ai ragazzi che hanno un lavoro dipendente sotto i 30 anni, i contributi li paga lo Stato con quei 7 miliardi e quei contributi li lasciamo nella loro busta paga perché gli aumentiamo il reddito. Inevitabile a questo punto l'appello proprio ai più giovani. I ragazzi che non vogliono andare a votare, dico, ragazzi bisogna andare a votare perché è la nostra libertà, la nostra democrazia.